Spettatori, un cordiale saluto da Giorgio Pomponi che vi parla dal Palasca di Teramo. Ultima giornata di campionato nel basket di Serie 1 e il derby d'Italia, quello che si gioca tra il Teramo Basket e l'Euro Roseto. Al mio fianco, come di consueto, Luca Magitti e Lorenzo Settapanella per raccontarvi le emozioni di questo derby numero 2 in stagione, numero 3 se si conta l'amichevole di Porto San Giorgio in precampionato. Le due squadre ci arrivano con gli stessi punti, 26 punti fin qui raccolti dall'Euro Roseto, 26 punti raccolti dal Teramo Basket in maglia blu, inedita quest'anno credo la maglia dell'Euro Roseto, nuova in maglia rossa tradizionale quando gioca in casa con strisce orizzontali biancorosse. La Teramo Basket, vedremo i quintetti decisi dai due allenatori. La gara è affidata ai fischietti di Cicoria di Milano, Mattioli di Pesaro e Corrias di Pisa, mentre ora Domenico Alcini e Carlo Antonetti vengono premiati dal presidente provinciale del CONI, Italo Cannaletti. C'è dunque questa premiazione ai due presidenti del basket che conta in Serie A1, Domenico Alcini del Roseto Basket, Carlo Antonetti del Teramo Basket. C'è il pubblico delle grandi occasioni, neanche a dirvelo, i botteghini non sono nemmeno stati aperti, sono rimasti chiusi, tutto esaurito dunque al Palasca con quasi 4.000 spettatori sugli spalti. Ovviamente la gran parte del pubblico è di fede biancorossa, sono circa 400 i sostenitori giunti da Roseto per questo derby che chiude una stagione comunque positiva per entrambe le formazioni che hanno raggiunto la salvezza. C'è già in campo il quintetto schierato da Agramenti, vale a dire Bennerman, Carter, Boni, Grant e Lockhart. Roseto risponde con Fulz, Jefferson, Reker, Wesson e Nolan. Tutto è pronto dunque per questo secondo derby, gara di ritorno all'andata. Per la statistica vinse Roseto per 99-79. Palla 2 tra Norman Nolan e Ian Lockhart, ex rosetano, così come un ex dall'altra parte e Bonaccorsi, ex anche il GM per Francesco Betti. Insomma ci sono parecchi ex da una parte e dall'altra, due piazze separate chilometricamente da 30 chilometri, mezz'ora di auto. Grant, primo pallone del Teramo, si muove bene nell'aria, sbaglia, tenta il tap-in, sbaglia, al rimbalzo alla fine l'ultimo tocco di Reker e dunque si resta in zona di attacco per il Teramo dopo l'errore di Grant. Lockhart è stato il più lesto a toccare palla. Carter va al tiro da due, lo sbaglia, l'ultimo tocco questa volta è di Lockhart. Rimessa dell'Euro, voglia di riscatto da parte del Teramo. Luca, voglia di riscatto in particolare di Kit Carter, all'andata fu il peggiore. Dopo due trentelli consecutivi Kit all'andata fu il peggiore, Teramo ha preso un ventello, vorranno restituire il ventello con gli interessi ed è giusto che si sia arrivati appaiati, così chi vince si porta a casa la palma della regina dell'Abruzzo per questa stagione e i tifosi vincenti avranno un'estate di sfottò a loro favore. Mario Boni da 3 ci prova, lungo, fin qui si tira solo da 3 punti. Due errori da 3 punti per il Teramo, un errore da 3 punti per l'Euro con Reker, penetrazione di Reker a segno con la mano sinistra. I primi 2 punti di questo derby sono di Lucas Reker, che fu l'MVP all'andata. In quanto a realizzazioni soprattutto, forse l'MVP della gara fu Robert Fulz, che esordì proprio in quella partita. Ora c'è dall'altra parte Bennerman che trova un'autostrada davanti e va ad impattare. Primi 2 punti per Doremus Bennerman, 2-2 tra Teramo Basket e Euro Roseto. Fulz in possesso di palla, il pick and roll con Wesson, serve Nolan, è solissimo sotto canestro Wesson, il fallo lontano dalla palla è fischiato a Bennerman dall'arbitro Cicoria, primo fallo fischiato a Doremus Bennerman. Quando c'è questa splendida cornice di pubblico che fa ovviamente uno sportivissimo rumore, ci vorrebbe un fischietto colorato perché davvero non si distingue il fischio della triade in grigio. Ora Grant sbaglia un canestro clamoroso, Grant,
è chiaro che in questi errori da una parte e dall'altra, prima Fulz da sotto, ora Grant da sotto, c'è anche molta tensione. Questa non sarà mai una partita come le altre. Carter da 3, la prima tripla della partita è di Kit Carter, 5-2, primi 3 punti per la guardia tiratrice di Franco Gramenzi. Nolan vuole l'1 contro 1, Norman Nolan, gli tocca il pallone ma non riesce a rubarglielo. Grant, poi ancora Nolan, si muove bene, va al canestro da sotto. Norman Nolan, 5-4 più 1 Teramo, primi 2 punti per Norman Nolan, grandissimo giocatore anche Norman. Bannerman, il fallo è di Fulz, primo fallo anche per Robert Fulz. Intanto qui nella nostra postazione c'è puzza di bruciato, ma non riusciamo a capire da dove provenga. Speriamo che non si tratti di nulla. Ora Carter cerca di schiacciare, va in aria, si lamenta per un fallo che gli arbitri ritengono non ci sia. Poi Jefferson dall'altra parte firma il sorpasso. 5-6, sorpasso Roseto con i primi 2 punti di Dwayne Jefferson, uno dei giocatori più attesi. Ora il fallo è del numero 4 Zelly Wesson, primo fallo per lui, secondo di squadra per l'Euro, un fallo di squadra fin qui per il Teramo Basket. Inizio ovviamente contratto da parte delle due formazioni, si sono visti degli errori anche sotto canestro, cosa non usuale per giocatori come Grant e come Fulz. Se non sbaglio c'è già il primo cambiamento di Spacchia, zona Roseto se non sbaglio. Lorenzo, mi è sembrato di vedere una zona. Sì, anche io ho avuto l'impressione che si sia trattato di un cambiamento difensivo ordinato all'ultima ora. Se comunque guardi gli schieramenti individuali, Spacchia ha deciso di far marcare Mario Boni a Jefferson e poi mandare Recker su Carter, che adesso ha fatto una cosa meravigliosa. Bravissimo Kit Carter. Grandissimo gesto atletico ora di Carter. La penetrazione di Fulz, il secondo fallo di Bannerman. Secondo fallo per Doremus Bannerman, grandissima azione di Kit Carter, è andato in cielo a raccogliere quel passaggio e a schiacciare. Beh, lui ha le ali nei garretti e si sta riscattando alla grande, se contiamo il derby dell'andata, ha messo subito una tripla e poi è volato in cielo, grandissimo il suo avvio. Canestro buono ora di Grant, fallo di Recker, azione possibile da 3 punti per Tyron Grant. Ora è al massimo vantaggio della gara il Teramo. Sì, fallo abbastanza stupido di Carter, che poteva anche rischiare, ha rischiato anche di farsi fischiare l'antisportivo in questa occasione. Voglio dire, un camion a rimorchio come Grant non va fermato in quella maniera una volta che è arrivato sotto canestro. Più 3, sbaglia tiro libero aggiuntivo Grant, 9, Teramo Basket 6 Euro. Roseto, 7 minuti al termine del primo quarto. Nolan, fallo lontano dalla palla di Boni sul taglio di Recker, primo fallo per Super Mario Boni, ovviamente è lui l'ex più atteso della gara. Rimessa in zona di attacco per la formazione in maglia blu. Jefferson per Nolan, da questi a Fulz, ancora Jefferson, chiede palla a Nolan, non riceve. Jefferson preferisce restituirla a Fulz. Sul pick and roll Fulz è bravissimo a servire Wesson, canestro buono di Zelly Wesson. Pick and roll giocato in maniera superlativa sull'asse Fulz-Wesson. Sì, è uno di quei movimenti che, se effettuato bene, per le varie opzioni che lascia, è indifendibile, ovviamente tocca giocarlo bene. Primi 2 punti per Zelly Wesson, ora va al tiro da 3 ma lo sbaglia Boni, rimbalzo di Lockhart, ancora Boni, ancora da 3 punti, sbaglia ancora. 0 su 3 in questo avvio per Super Mario. Jefferson, pallone per Fulz, penetra e scarica per Nolan, rischia di perdere palla, la dà a Dwayne Jefferson, tiene fermo il piede perno sull'accenno di penetrazione, pallone per Fulz, 10 secondi per andare al tiro. Fulz ci prova da 3 punti, è corto, il fallo è di Ian Lockhart e mi sembra giusta l'interpretazione di Cicoria. 6 minuti 9 secondi, 9 per la formazione che difende, 8 per la formazione che attacca. Rimessa in zona di attacco per l'Euro, se ne incarica Lucas Recker, servito Jefferson da questi a Fulz. Recker sul quale difende Boni. Recker penetra e scarica per Nolan, Nolan va al tiro da 3, tripla di Norman Nolan, sorpasso nuovamente per l'Euro, quinto punto per Nolan
5 Nolan, 5 Carter, sono loro i migliori realizzatori fin qui della partita. Ora Boni va al tiro da sotto, lo sbaglia, conquista il rimbalzo, subisce fallo. Un avvio molto nervoso da parte di Mario Boni, che a mio avviso sta forzando un bel po'. Prima ha preso due tiri consecutivi abbastanza affrettati. Ha voglia assolutamente di sbloccarsi, perché una volta che inizierà a segnare magari per lui sarà più facile. 9-11 con le squadre che si stanno affrontando in maniera molto decisa. Boni dalla lunetta, primo punto della partita per Mario Boni. E con la seconda impatta. 11-11, i primi 2 punti per Super Mario Boni. 11-11, un gran derby in questo avvio di partita. 5:39 a termine del primo quarto. Reker finta il tiro da 3, poi sfrutta il pick and roll e va ad appoggiarsi al vetro. Lucas Reker ripassa avanti l'Euro con il quarto punto di Reker. La novità è che Reker questa sera ha gli unici 4 punti fin qui li ha segnati in penetrazione, non nel tiro da 3 punti. Luca, forse la cura Spaglia, che lo vuole più giocatore totale e meno monodimensionale, riconoscendogli un tiro da 3 che non aveva nemmeno Drazen Petrovic, parole di Neven Spaglia. Ora c'è fallo di Jefferson su Mario Boni, non riesce a frenare la sua corsa Jefferson. Anche questa volta gli arbitri hanno ragione, è chiaro che non era intenzionale, però c'era il fallo a tutti gli effetti di Jefferson. Ed è pronto il primo cambio per Spachia. Steven Hansel in campo al posto di Dwayne Jefferson, che ha commesso il secondo fallo di Jefferson. Ecco spiegato anche il motivo del cambio di Spachia. Secondo fallo per Jefferson, così come 2 falli fin qui a Doremus Bennerman. Ci sono 2 tiri liberi per Mario Boni sull'11-13 in favore dell'Euro. Ancora Boni in lunetta. Sbaglia il primo personale Mario Boni. Si resta sull'11-13, un primo piano intenso offerto dalla regia di Marco Pediconi. 1 su 2 per Mario Boni, 3 punti tutti dalla lunetta. Meno 1 Teramo, 12-13 in attacco Robert Fultz. 5 minuti alla prima sirena. Wesson per Fultz, pallone per Reker, tiene vivo il palleggio Reker, cerca di servire Wesson che manda a vuoto il tentativo di anticipo di Lockhart. Poi serve Hansel, primi 2 punti anche per Hansel, più 3 Euro ora, 12-15 con i primi punti di Steven Hansel. Più 4 è stato il massimo vantaggio, anzi più 3 è stato il massimo vantaggio di Teramo, più 3 ora è Roseto con Lockhart che riporta Teramo a meno 1, 14-15, primi 2 punti per Ian Lockhart, il centro bahamense. Nolan dall'altra parte va a ribadire il più 3 per l'Euro, 14-17, 7 punti Nolan, sembra motivatissimo The Storm. Credo che qui a perdere, se fai il conto su 24 di roster, ci stiano veramente in pochi a perdere. L'errore di Boni, rimbalzo ancora di Lockhart, Carter, Bennerman. Poi Bennerman va al tiro da 3 in controtempo quasi, sbaglia ma il rimbalzo è ancora di Lockhart. Già 3 rimbalzi offensivi per Ian Lockhart. Grant va all'1 contro 1 e va a realizzare. Facile. Tyron Grant, 16-17, quarto punto della partita per Tyron Grant, ma fin qui al rimbalzo si sta facendo sentire Ian Lockhart. Nolan cerca di battere in palleggio Grant, Nolan, ancora segno Nolan. Già 9 punti per l'ex giocatore di Biella Avellino. Luca, è già una signora partita a rimbalzo per Ian Lockhart. 9 punti in 6 minuti, ma lui è davvero un gigante, perché gioca con una fascite plantare da molti mesi e davvero dà l'idea di uno che può fare davvero ancora di più, ma è già in un rendimento che gli credo consentirebbe di giocare in club di più alta fascia e magari, perché noi in Eurolega il prossimo anno. Il lunetta Carter a segno con il primo. 17-19,
ancora Carter, 2 su 2, 7 punti per Carter, è il miglior realizzatore di Teramo, 18-19 il punteggio, 3 minuti e 21 al termine del primo quarto di gioco. Nolan da 3, ci prova, è lungo questa volta la conclusione di Nolan, ancora un rimbalzo di Lockhart, Boni che dall'altra parte solo Carter, Boni non lo vede, poi va al tiro con la mezza ruota, primi 2 punti dal campo per Mario Boni e sorpasso nuovamente per Teramo, 20-19, quinto punto personale per Boni. Fultz, il doppio blocco alto di Weston e Reker, buono ancora il servizio di Fultz per Weston, stoppato Weston, rimbalzo di Nolan che poi subisce fallo da Grant, il fallo è di Grant. La protesta della difesa teramana, Cicoria resta della sua posizione, ci saranno 2 tiri liberi per Norman Nolan, 2 minuti e 43 al suono della prima sirena, 20 Teramo 19. Roseto Basket, Nolan in lunetta. È lungo il primo tiro libero di Nolan, è il tallone di Achille dell'Euro, soprattutto nel girone di ritorno. Uno su 2 e in doppia cifra Nolan ha segnato la metà dei punti dell'Euro. 20-20, 2 minuti e 35 al termine del primo quarto. Un derby equilibratissimo. Boni, lo raddoppiano Ansel e Nolan in frazione di passi di Mario Boni. Finora sta tenendo la gabbia predisposta da Spaglia su Boni. Ansel restituisce il pallone a Fultz, guardate, prontissimo Ansel a raddoppiare. In quel punto Boni ha anche la linea di fondo, che è un ideale difensore. Sbaglia Fultz, la possibile transizione di Teramo con Carter. Carter resiste alla tentazione di andare al tiro da 3, serve Grant che lavorerà all'1 contro 1 con Nolan, va al tiro da sotto, sbaglia, ancora un rimbalzo di Lockhart. Bennerman da 3 a segno Doremus, Bennerman 23-20, quinto punto per Bennerman, prima tripla per l'ex giocatore della Lottomatica Roma. Reker, serve Nolan, da sotto Nolan sbaglia, il tap-in di Weston è sbagliato, conquista il rimbalzo Benderman, time out chiesto da Stacchia, penetra, scarica per Carter, Carter va al tiro da 3, sbaglia, rimbalzo di Nolan, fallo di Nolan che al rimbalzo spinge Grant. Ma fin qui Lorenzo c'è da dire una cosa, sta vincendo la gara a rimbalzi Teramo e Lockhart è letteralmente devastante. La presenza a rimbalzo di Lockhart è decisiva per ora per Teramo, non solo sotto il suo tabellone, soprattutto sul tabellone offensivo. Tuttavia Roseto vive delle giocate di Norman Nolan. Nolan che è uno dei migliori giocatori in attacco nel suo ruolo ed è ovvio che bisogna dargli la palla contro Grant che è uno dei peggiori difensori nel suo ruolo. Di conseguenza ottima scelta quella di Spacchia di dare palla a Nolan. Dall'altra parte invece Teramo dovrebbe sfruttare meglio la vena di Carter che sta mettendo in difficoltà Reker. Reker ha già 2 falli. L'altro giocatore importante del perimetro di Roseto, Jefferson, anche lui ha 2 falli e quindi bisognerebbe più far tesoro del talento di Carter. A mio avviso molto male Boni, decisamente poco lucido ed egoista, in più di un'occasione avrebbe potuto servire Carter sul perimetro invece di andare a cercare guai in pivot basso dove è stato raddoppiato al termine dello schieramento a zona di Roseto. Di conseguenza squadre che si affrontano a viso aperto, davvero sembra una partita che conta molto di più di quello che invece è. In lunetta Tyron Grant, 1 minuto e 36 secondi dal termine del primo quarto. Grant in lunetta, segno con il secondo, 1 su 2 per lui. 5 punti fin qui per Grant, 1 su 3 dalla lunetta, massimo vantaggio della gara, più 4 Teramo, 24-20. Ansel, Fultz, pallone per Nolan, dal post alto prende il tiro, è corto, il rimbalzo è di Carter. Mario Boni, va a segno Boni, 26-20, più 6 Teramo ora, parziale di 6-0.
per Boni, 7° punto personale. È pronto Dwayne Jefferson a tornare in campo. Nolan ora solissimo, va a realizzare 26-22, 12° punto per Nolan, vale a dire più del 50% del fatturato complessivo dell'Euro. Ancora zona ora per l'Euro. Boni da 3 sbaglia con un pizzico di sfortuna nell'occasione, poi l'ultimo tocco è di Grant. Rientra Jefferson ed esce Reker questa volta per l'Euro. Fin qui 2 cambi per Spachia, che di fatto però ha utilizzato un solo giocatore della panchina, vale a dire Ansel. Nessun cambio ancora per Franco Gramenzi, che ha il quintetto di partenza in campo. Fultz, 26-22, possesso Euro. Jefferson, Fultz. Jefferson va a tiro da 3, Dwayne Jefferson tripla, 26-25, torna a -1 l'Euro e prontamente Franco Gramenzi chiama dall'altra parte il time out. È un derby completamente diverso fin qui da quello visto all'andata, Lorenzo. Quello visto all'andata fu un derby che deciso fin dall'inizio a favore di Roseto. Adesso non ci sono motivazioni che riguardano i punti della classifica, ma le squadre giocano per puro orgoglio. Sulla carta Teramo è una squadra più facile da motivare perché ha un'ossatura più italiana, però Roseto sta reggendo molto bene. I minuti in cui Dwayne Jefferson è stato seduto hanno mostrato che Roseto soffre l'assenza del suo uomo volante, il quale appena rientrato ha piazzato una bomba di grande difficoltà. Dicevamo prima, Roseto fa bene ad appoggiare molti palloni sotto a Nolan, sia perché Grant non è un grande difensore, sia perché caricare di falli lunghi di Teramo è una cosa intelligente dal punto di vista rosetano, in quanto Gramenzi non ha grandissime alternative in panchina da quando Kresmir Lonchar si è infortunato. Grazie Lorenzo. Squadra è nuovamente in campo dopo il time out di Gramenzi. Bennerman per Carter, ancora zona 3-2, quella chiamata da Spachia. Grant sbatte contro Miralles, passi giusto, bravissimo Miralles, senso della posizione incredibile. Non ha sentito il fischio Jefferson. Non ha sentito il fischio Jefferson. Poi sorride con Cicoria, giocatore di immensa sportività Jefferson. Conoscendolo non l'ha sentito davvero il fischio. Senza dubbio sì. Fultz, 12 secondi al termine del primo quarto. Miralles, Fultz, Jefferson contro Carter, 1 secondo per andare a tiro. Wesson e Roseto finisce col pallone in mano. Ansel va a segno ma non è buono il canestro, è scaduto il primo quarto. Roseto lo finisce col pallone in mano rapidamente con Luca Magitti, il riepilogo dei tabellini. Per Teramo 5 punti di Grant, 7 di Carter, 5 di Bennerman, 2 di Locar, 7 di Boni. Per Roseto 2 di Weston, 4 di Reker, 5 di Jefferson, 12 di Nolan, 2 di Ansel. Si è arrabbiato tantissimo Spachia con Jefferson, gli ha detto you must shot, tu dovevi tirare. Sì, doveva tirare, ha indugiato Dwayne, non si è accorto che mancava così poco, avrebbe dovuto tirare anche con l'uomo addosso che era Carter sul perimetro, piuttosto di andare a cercare una soluzione in teoria più intelligente, ma non c'è il tempo per farlo. Tuttavia Roseto è assolutamente in partita, Teramo ci tiene tantissimo e si è visto sia dalla grinta di Boni, che purtroppo per lui non è stata molto proficua in termini di percentuali, ci tiene in Grant e ci tiene in Carter. Una partita che secondo me è tutta da giocare e spero sia una festa di sport, al di là degli sfottò che possono starci se non oltrepassano il limite della buona educazione. 26-25 al termine del primo quarto, è una partita bellissima. Luca, parlavo con Lorenzo prima, è una partita completamente diversa da quella dell'andata, una partita davvero vera, davvero fin qui gagliarda, ben giocata da entrambe le squadre, si sente l'importanza della posta in palio. All'andata i rosetani da oltre l'arco non sbagliarono nulla, Teramo giocò con il solo Boni e quindi era troppo impari la contesa. Adesso c'è una contesa molto equilibrata, molto bella,
finora anche spettacolo degnissimo sugli spalti. Lo sfottò ci può stare, lo ripetiamo sempre. Speriamo che tutto vada come all'andata sugli spalti e in campo vinca il migliore. Ovviamente Fulz penetra e scarica per Ansel. C'è in campo Lulli per Teramo al posto di Boni. Mi sembra zona quella di Teramo ora. Miralles si appoggia al tabellone, sbaglia, il rimbalzo è di Lulli. Mentre è tornato a uomo Roseto, c'era la zona, la prima azione per quanto riguarda Teramo, e ora Tyron Grant porta nuovamente a +3 Teramo, 28-25. Settimo punto per Tyron Grant. Jefferson da 3, lungo, a rimbalzo si sbatte ma il pallone lo conquista Lockhart, si sbatte Miralles ma Lockhart è una piovra. Bennerman va al tiro da 3 punti, corto, rimbalzo toccato soltanto da Miralles, conquistato da Lulli, recuperato da Carter che va a segnare da sotto, 30-25, +5 ora con il nono punto di Carter, +5 per il Teramo. Fulz è libero per andare a tiro da 3, lo prende e lo trova, 30-28. Primi 3 punti per Robert Fulz. Nuovamente +2 per la formazione che è in possesso di palla, vale a dire il Teramo con Bennerman. Lulli ha preso il posto di Mario Boni in questo avvio di secondo quarto nello scacchiere biancorosso. Grant, 2 palleggi, poi si arresta sulla linea di tiro libero, va al tiro, lo sbaglia, ma il rimbalzo è ancora dei giocatori in maglia biancorossa. L'errore di Grant, ma poi Wesson prende il pallone oltre la linea di fondo e il pallone viene giustamente affidato per la rimessa dalla linea di fondo al Teramo. Rimessa affidata a Lulli per Grant. Su Grant c'è Wesson, mentre Miralles è sul Lockhart. Lockhart, Wesson recupera il passaggio lob di Lockhart, di Wayne Jefferson, fa tutto il campo, va a appoggiare in morbidissimo lay-up, 30-30, grandissima azione di Jefferson, il molleggiato. Beh, il fringuello del Mississippi ha veramente i garretti di un cavallo, è un grandissimo atleta. Ancora Grant dall'altra parte, però va a ribadire dopo un rimbalzo offensivo, l'ennesimo rimbalzo offensivo. Non è cambiato niente praticamente con l'ingresso di Miralles. Roseto continua a essere deficitario al rimbalzo. Fulz intanto trova il quinto punto della sua partita, nuova parità a quota 32, quinto punto per Fulz, tutti in questo secondo quarto. Ora il fallo è di Robert Fulz, dovrebbe essere il secondo anche per Fulz. Anche con Miralles in campo c'è una sola squadra praticamente al rimbalzo, che è Teramo. Quello con Weston e Miralles insieme, lo schieramento di Roseto più forte al rimbalzo, perché Weston e Miralles in rapporto ai minuti giocati sono i rimbalzisti migliori che Roseto ha. Tuttavia il fattore Lockhart è l'elemento in più di Teramo in questo secondo quarto. Tuttavia, guardando la chiave di lettura alla rovescia, si può dire che Roseto è assolutamente in partita nonostante tanti rimbalzi in meno, e c'è questo signore che è Dwayne Jefferson, che sta facendo cose meravigliose. Jefferson e Carter fanno cose meravigliose, 11 punti fin qui per Carter, così come in doppia cifra c'è Nolan con 12 punti, 9 punti per Jefferson. Fallo di Miralles ora, ancora parità 34-34 rispetto al primo quarto. In questo secondo quarto si è cominciati lancia in resta, si segna praticamente a ogni azione da una parte e dall'altra. Tieni anche conto che Grant mi sembra un rabdomante del rimbalzo, lui passa con le mani al posto della bacchetta e trova la palla nel raggio di non so quanti metri. Bravissimo Kit Carter. Ancora zona intanto dopo il rientro di Mario Boni per Teramo. Grant a partenza in palleggio, gli ruba palla Ansel, che poi va a infilarsi in un tunnel, subisce fallo da Boni, secondo fallo per Mario Boni. Rimessa in zona di attacco, grandissimo ricorso alla zona da parte di Spacchi, è già la quarta volta che la chiama in diverse occasioni. Contro Mario Boni adesso, vediamo se la buca Mario e vediamo cosa fa Roseto in attacco. Nolan difetta in fase di palleggio Nolan, Lockhart
e come quando era del resto anche a Roseto, non indietreggia un centimetro dietro a nessuno, anche davanti a un fisico come Nolan. Non tutto il campionato, ma firmabile in A1 per metà campionato ancora oggi, Ian. Grant prova l'1 contro 1 con Miralles, ha più tecnica Grant, la fa valere e va a realizzare nuovo sorpasso Teramo, 36-34. Grant è a quota 11, già 7 punti in questo quarto. Fultz cortissimo, il tiro da 3 punti di Fultz completamente sbagliato. Chiedo scusa, 6 punti in questo quarto per Grant. È uno di quei tiri per i quali Spacchia lo appenderebbe ad un lampione sicuramente, tanto che Claudio Bonaccorsi è proprio pronto sul cubo. Boni al tiro da centro area, a segno ancora Mario Boni, 38-34 per Boni, nono punto personale. Pronto Claudio Bonaccorsi sul cubo dei cambi, anche lui un ex di questa partita. Ha giocato a Roseto, a Teramo e poi ancora a Roseto. Jefferson, pallone per Miralles, Fultz, il pick and roll, pallone per Nolan, dentro per Miralles, sull'opposizione di Boni. Miralles ha perso un po' di reattività. Fultz da 3, questa volta è solo, sbaglia, a rimbalzo Grant ha la meglio e serve Bannerman. Doppia opportunità fallita dal Roseto e dall'altra parte Boni va al tiro da 3, lo sbaglia, il rimbalzo lungo è di Jefferson, poi Jefferson va via in dribbling a Grant e va a realizzare. Errori di Miralles francamente inspiegabili, li avrebbe schiacciato per 8 mesi su 9. È un po' sceso stranamente nelle ultime gare. Albert fa fatica proprio ad andare su. Sembra soprattutto in calo fisico. Ora c'è ancora un fallo di Ansel su Mario Boni. Doppio cambio, Carter in campo al posto di Lockhart, abbassa terribilmente il quintetto Gramenzi, che giocherà con Lulli da 4, cosa che Lulli fa spesso, mentre è pronto Bonaccorsi per Fultz. Lorenzo, c'è anche il time out. Sì, ovviamente Gramenzi deve cercare di fare di necessità virtù, perché deve far riposare alternativamente uno dei suoi due lunghi. Lockhart ha 37 anni, di conseguenza qualche minuto di autonomia in meno rispetto a Grant. Le soluzioni da quando non c'è più Lonchar sono o Gagliardo oppure Lulli nelle inedite vesti di numero 4, e per pochi minuti Gianluca può giocare da secondo lungo. Dall'altra parte qualche soluzione affrettata di Fultz suggerisce a Spacchia di far sedere l'uomo che viene dalla Fortitudo per sostituirlo con il talento e l'esperienza di Claudio Bonaccorsi, che da buon ex ci terrà a fare buona figura qui. Grazie ancora a Lorenzo Settepanella. Squadre pronte a tornare in campo dopo questo time out. L'equilibrio ancora non si schioda qui al Palasca. 38 Teramo Basket, 36 Euro Roseto, a 5 minuti e 5 secondi dal termine del secondo quarto. Credo che sia ancora a zona l'Euro, così è. Carter, Lulli, Bannerman da 3 liberissimo, Bonaccorsi poco aggressivo in quella zona, anche Reker secondo Spacchia. 4 minuti e 52, 41-36, tripla di Doremus Bannerman, per lui 8 punti personali. Ora ancora un errore in attacco per l'Euro. Carter va a sfondare, bravo Reker, molto bravo Reker, che ha dimostrato coraggio in questa occasione. La difesa non è il suo forte, ma in questo caso hanno ragione gli arbitri e ha avuto ragione Reker. Strano, perché ha telefonato lo sfondamento al suo amico Carter, che si è tuffato fra le sue braccia. Non doveva farlo ovviamente Keith Carter. Magari uno come Jefferson gli sarebbe girato attorno, ma sai, Carter è più fisico, è andato dritto. Fin qui bisogna dare atto ai giocatori, speriamo di non venire smentiti fino alla fine. Bisogna dare atto che c'è stata grandissima correttezza e le pochissime proteste fin qui almeno hanno dato sempre ragione ai 3 arbitri. Nolan, incredibile errore da sotto per Norman Nolan. Lulli va via come un treno in transizione, appoggia di sinistro Gianluca Lulli, ed ora sale al massimo vantaggio della gara Teramo, più 7, massimo vantaggio della partita. Fallo tecnico a Nolan, se non sbaglio. Un film già visto. Nolan, dopo alcune multe, aveva un po' rinunciato alle sue proteste. Questa volta invece nel momento peggiore, perché c'è un parziale di 9-2 per Teramo.
quando ha sbagliato quel tiro incredibile per le sue qualità, credo che il bravo Lockhart, perché è il suo lavoro, abbia fatto ponte e quindi lui è andato fuori equilibrio e credo si stesse lamentando di questo. Ovviamente sbaglia perché mette nei guai la sua squadra. 10-2 di parziale, massimo vantaggio, +8 per Teramo. Boni finta il tiro, va via a Weston, va al tiro da 2, lo sbaglia, ma a rimbalzo Lockhart è un muro, Il fallo è ancora di Nolan, terzo fallo di Norman Nolan. Sta per entrare Donato Avenia proprio perché Spacchia ha visto la pessima serata di Miralles, ma ha bisogno di un altro lungo che dia manforte sotto le planche a causa dei 3 falli prematuri di Nolan, il quale è rimasto indispettito, come diceva Luca prima, dalla mancata ravvisazione della penalità di Lockhart. Ha continuato a protestare, si è beccato tecnico, ma queste cose fanno male soltanto alla sua squadra. 1-2 per Lockhart. Intanto Boni va quasi al recupero, l'ultimo tocco è di Super Mario che dà ragione a Mattioli. Massimo vantaggio ora per Teramo, +9, parziale di 11-2 in 3 minuti per la formazione di Franco Gramenzi. Rimessa in zona di attacco per l'Euro con 12 secondi per chiudere questa azione offensiva. Reker per Avenia, da questi a Jefferson, pallone per Weston, prova l'1 contro 1, Weston va al tiro e va a realizzare Weston. Lockhart finisce a terra, si lamenta per una presunta gomitata di Weston, gli arbitri non sono dello stesso parere. Quarto punto di Zelli Weston, +7 Teramo, e rimessa affidata a Gianluca Lulli. Si sono scontrati forse i 2 giocatori più tosti, più solidi in quel ruolo del campionato, e ha avuto la peggio Lockhart in questa occasione, ma sono davvero 2 giocatori granitici, Lockhart e Weston. Sì, c'è già un battibecco tra Boni e Avenia, subito un battibecco tra Boni e Avenia, immediatamente. Boni in lunetta. Hai trovato 2, se Avenia non ci sta, Mario ci sta ancora di meno. 46-38, 11° punto per Boni. 2-2, 12 punti per Mario Boni, 47-38, ancora +9, massimo vantaggio della gara. C'è la bella per Bennerman in campo del Teramo. Bonaccorsi penetra e scarica, però il fallo sul pick and roll credo sia di Lockhart. Così è. Secondo fallo per Ian Lockhart. Ora parlottano la bella Lockhart e Boni. Rimessa in zona di attacco per l'Euro, se ne incarica di Wayne Jefferson. Avenia, pallone per Reker, penetra, scarica per Jefferson, da sotto sbaglia Jefferson, rimbalzo di Lulli, poi viene colpito ma involontariamente da Avenia. Lulli e Avenia sono grandissimi amici, tra i due non c'è assolutamente nessun tipo di rancore, quindi il gioco riprende immediatamente con il possesso ancora per il Teramo con la bella. +9 palla in mano, 3 minuti al termine del secondo quarto. Boni, palleggio, arresto, tiro, sbagliato ancora, il rimbalzo di Reker che poi però si palleggia sul ginocchio e quindi il possesso è ancora per Teramo. Pochi rimbalzi presi, pochi presi, spesso sono stati restituiti ai biancorossi. Lulli, la penetrazione, poi sulla finta c'è l'infrazione di passi rilevata da Corrias. Obiettivamente non sembrava questa un'infrazione di passi, ma credo che abbia mosso il perno prima dell'arresto. Tuttavia, tutte le volte che Lulli mette la palla a terra, Avenia ha i suoi problemi, perché onestamente Donato ha difficoltà a marcare un penetratore. Bonaccorsi, Reker ancora appoggiandosi al vetro, va a realizzare
Lucas Reker, 47-40, il sesto punto di Reker, fin qui mai innescato da dietro l'arco, che è la sua specialità, ma è andato a segno sempre in penetrazione. Fallo in attacco di Boni. Ed è il secondo fallo, o terzo di Boni, terzo fallo di Boni, va in panchina intanto Lockhart e torna Grant. Giorgio, spesso diciamo che Reker è il peggior difensore individuale del perimetro di Roseto, ed è sicuramente vero, tuttavia è un ragazzo intelligente. Questo è il secondo sfondamento subito. Abbiamo rivisto anche il replay del Bonaccorsi, va al tiro da 3 punti, la tripla di Bonaccorsi, 47-43, la tripla di Claudio Bonaccorsi, primi 3 punti per il livornese, anche lui ex Teramo. Roseto di mezza, lo svantaggio da -9 a -4, palla nelle mani di Carter. Lulli. Boni prende palla dall'angolo, sbaglia, rimbalzo di Avegna. Bonaccorsi, pallone per Jefferson, finta il tiro da 3, va in penetrazione, serve Bonaccorsi, ancora da 3 Bonaccorsi, boom boom Bonaccorsi. Boom boom Bonaccorsi, 47-46. Il basket secondo Claudio Bonaccorsi. Mamma mia, che bravo Claudio Bonaccorsi, ha trovato 2 varchi, li ha sfruttati nel modo migliore, senza la minima indecisione, senza il minimo timore reverenziale. Un tiro aperto, tiro e faccio canestro. Lui non ha pensato, non ha avuto la minima indecisione ed è stato bravo a sfruttare questi spazi. Dopo il 10-2 di Teramo, Roseto invece è tornata perfettamente in partita. Il punteggio comunque dice che non sono le difese che comandano questa partita, e quando Tyrone Grant è seduto sicuramente Teramo soffre. Già 3 falli per Mario Boni, questo vuol dire che Mario gioca con grandissimo trasporto emotivo e ci tiene, e sicuramente però questo nervosismo è un po' un'arma a doppio taglio, perché ha portato già a fargli commettere 3 falli, così come sono 3 i falli di Nolan. Avegna per ora tiene il campo più che bene. C'è da dire una cosa con Lockhart in panchina e con Mario Boni che sta sbagliando moltissimo al tiro dietro al parziale di 8-0 dell'Euro. C'è anche il fatto che Roseto da 3 minuti, negli ultimi 3 minuti ha segnato solo dalla lunetta, quindi qualcosa la difesa di Spaghi ha messo a posto. Sicuramente lui è uno stratega ed è un alchimista difensivo, e ha cercato di minimizzare le carenze individuali della difesa di Roseto date dalla presenza di Avegna e Bonaccorsi per aiutare un pochettino il meccanismo difensivo di Roseto, e questo ha portato i suoi frutti. Luca. È anche un segno che l'Euro abbia recuperato il -9 con Avegna e Bonaccorsi in campo, quindi tutti, come abbiamo detto, ma eravamo facili profeti, tutti da parte teramana e tutti da parte rosetana, nessuno ci sta a perdere e ci mancherebbe altro. Carter torna a segnare. Carter, come ha detto Lorenzo, io sottoscrivo, bisognava innescarlo quando era ancora caldissimo, poi è stato praticamente ignorato per troppo tempo. Ora torna a segnare ancora dalla lunetta, tuttavia 13 punti per Carter. Reker, su Reker continua a difendere Boni, Reker penetra, scarica per Wesson per Bonaccorsi. L'assist di Bonaccorsi per Wesson è un disegno, Che impatto Claudio sulla gara, giù il cappello, lui sa come si gioca, è un po' anzianotto, ma questa gente qui, lui, Boni e compagnia cantante, sanno come si gioca questo sport. Un disegno nell'aria, l'assist di Bonaccorsi, la bella, fallo in attacco, quasi 3 secondi di Grant. 3 secondi di Grant, fischiato da Corrias, si lamenta anche il solitamente correttissimo, paziente e calmo Franco Gramenzi. Wesson effettua la rimessa per Bonaccorsi. 44 secondi all'intervallo, 49 Teramo Basket, 48 Euro Roseto. Bonaccorsi ancora il pick and roll con Wesson, pallone per Avegna, cerca di darlo sotto per Wesson, c'è l'intercetto di Teramo, ma poi la palla torna a Jefferson, firma la tripla del sorpasso. 49-51, tripla di Jefferson, sono 14 punti del fringuello di Mississippi, come lo definisce Luca Maggitti, più 2 Euro dopo essere stato anche a -9. La Bella, la penetrazione di La Bella
lo scarico in angolo per Lulli, il tiro da 3 corto, va in cielo Carter ma non riesce a recuperare da metà campo, Reker ci prova, non è fortunato, rimbalzo di Lulli che a sua volta ci prova dalla sua metà campo, pallone preso da Wesson. È tutto per quanto riguarda i primi 20 minuti, però siamo pronti per il riepilogo con Luca Maggitti. Sì, allora per il Teramo 11 punti di Grant, 2 di Lulli, 13 di Carter, 8 di Bannerman, 3 di Lockhart, 12 di Boni. Per il Roseto 6 punti di Wesson, 6 di Bonaccorsi, 6 di Reker, 5 di Fulz, 14 di Jefferson, 12 di Nolan, tutti nel primo quarto, 2 di Ansel. Bene, tutto per quanto riguarda i primi 20 minuti. A noi non resta che ribadire il parziale qui dal Palasca. Dopo i primi 20 minuti di partita conduce l'Euro Roseto sul Teramo Basket per 51-49. Decisioni arbitrali assurde. Fanno 3 falli, Messi non lo fai calmare. Secondo me la sento troppo. Però La novità dei 3 secondi. le decisioni, ma pure qua lo sponda a Boni, non c'era. L'ha fatto, lì come dice Lorenzo, l'ha fatto vedere male Mario, perché non c'era, se tu lo rivedi al rallentatore non c'era. Visto l'azione normale poteva sembrare, però non c'era. Visto il rallentatore non c'era. Correvano tutte e due. Ma non erano fermi. E quindi non è fallo. Lì non è fallo, lì devi far correre perché non è fallo. Là è fondamento. Ma Lockhart tenuto, Boni lo devi cambiare. Ha ignorato Carter, sta tirando sempre, capito? È troppo nervoso, lo fai riposare. Lo fai riposare 7-8 minuti e poi lo rimetti. Non è che sei obbligato a giocare con Mario. Però lui da Carter, no? lo vedete, poi lui lo metti in banchina, quello prende il piede là. Ma non può giocare con la bella play, Bannerman 2, Carter 3, Lulli 4 e Lockhart. Non lo puoi fare, non lo conosci. E quello poi se lo metti in banchina, anche Bannerman, Lockhart lui. Ma Bannerman conta che non è un regista per niente, se ne lamentano tutti, lui non porta la palla. Infatti fra i loro 3 l'anno prossimo, uno fra Carter, Bannerman e Boni, non se ne deve andare via. Io l'ho detto anche a Bessi. Carter senza Boni è 100 volte meglio. Ma sai, loro sono 3 che si mettono in piedi. Sì, però lui non lo fa tirare il calcio, capito? Perché lo sembra la palla lui, tira lui, poi non lo fa tirare. Noi l'abbiamo visto un po' di anni a Roseto. Appunto, Con lui sai che ci vuole una guardia di pattuglia che difende e non rompe il E palo. non rompe i coglioni. Però non è Però capito, non puoi costringere quello a non tirare. Cioè Penderman ci fu una partita non lo fece tirare mai. Cioè non lo fece la partita dopo così Napoli, se sbaglio il tiro Due tiri non fece tirare mai con Goggia. Mario è condizionante, se sta in forma, però se no da fondo, è condizionante. Però ovviamente è condizionato. Lo so. Perché tu non lo puoi tenere in banchina. lui, parliamoci chiaro, questo anche a Roseto, no? Tutti gli allenatori che ha avuto, lui tenuto in panchina più del tempo che serve per Ma lui si alza e si passa della sola. diventa una bomba a orologeria, ma questo è prendere la lasciare. Guarda la partita, Con le immagini nuovamente al Palasca di Teramo per terzo e quarto di questo appassionante derby con il quale si chiude la stagione di Serie A1. Ricordiamolo ancora perché questa è la notizia, le due squadre sono salve, ma chi vince questa partita fa 2 punti in classifica più dell'altra, e se a questo si aggiunge che è anche un derby, e allora è detto tutto. Intanto si ricompone subito praticamente la diatriba tra Vegni e Boni. Era una cena poche sere fa, se la sono detta in campo, ma questo è il basket, questo è lo sport. Dovrebbero capirlo anche tutti quelli che vanno la domenica negli stadi e nei palasport, che in campo se le può anche dare, ma alla fine si è tutti amici, salvo rarissime e deprecabili eccezioni. Il primo possesso di questo terzo quarto è di Teramo con Tyron Grant. Si riparte da una situazione di vantaggio per l'Euro di 2 punti, 49-51, con un grandissimo Jefferson che è in possesso di palla, va a realizzare canestro buono di Jefferson, 49-53, 16° punto di Wayne Jefferson. Con 5 su 7 da 2, 2 su 3 da 3. Teramo ha in campo
Mario Boni con 3 falli e un deficitario 3 su 12 al tiro. Carter in possesso di palla, il migliore dei suoi nei primi 2 quarti. Scambia con Lockhart, una piovra al rimbalzo, 9 rimbalzi per Ian Lockhart. Grant, su Grant c'è Avegna, l'1 contro 1 di Avegna, scadono i 24, l'1 contro 1 di Grant nei confronti di Avegna, scadono i 24 secondi. La novità è che Roseto, nonostante i 49 subiti in 20 minuti, sta difendendo. Sì, sta difendendo. Veder morire l'avversario con la palla in mano è la miglior garanzia di buona difesa. Reker, il primo tiro della partita da 3, era meglio non prenderlo, guarda Spacchia, poi magari si lamenta se Spacchia lo richiama in panchina. Luca, un tiro senza senso. E vabbè, pazienza, devo dire che questa Roseto ripartita con un paio di gregarioni sta difendendo forte e Teramo deve subito mordere per non dare la minima opportunità di break. Si agganciano Grant e Avegna, c'è il fallo credo di Avegna che ha agganciato Grant, se l'è trascinato. Ovviamente Donato contro Grant deve adoperare il repertorio del bravo difensore, tutto esperienza, perché Grant ovviamente gli è superiore anche per natura, per nascita di ruolo. Avegna è uno che è diventato con gli anni e con gli acciacchi un ala forte. Secondo fallo per Avegna. Anche se paradossalmente Donato fa meno fatica contro Grant che contro Lulli. Intanto Tyron Grant mostra buona mano anche da fuori e Teramo torna giusto dietro l'angolo. 52 Teramo, 53 Roseto. Più 1 Roseto con il 14° punto di Grant, battezzato a torto dalla difesa rosetana. Grandissimo tiratore Tyron Grant. Avegna da 3, 52 a 56 e il Leone di Agropoli ci ha preso gusto. Luca. Se lo battezzi fai male, perché lui negli anni fa quello adesso magari spallacanestro è deficitario ma tiene bene, ma spallacanestro è così lui. Reker servito da Bonaccorsi, non va al tiro perché è arrivato lungo. Bonaccorsi ha spazio per andare al tiro da 3, questa volta gli sputa letteralmente il ferro la bomba. Bennerman si arresta, va al tiro da 3, Bennerman la mette 55 a 56. Non c'è dubbio però che è una grandissima partita di basket. È una grandissima partita di basket. 11 per Doremus Bennerman, 1 di vantaggio per Teramo. Reker dall'angolo, ci prova ancora da 3, questa volta la mette. 55 a 59. Nelle ultime 4 azioni, 4 tiri da 3, 4 canestri. Luca. Ma questi giocano, si vogliono proprio divertire fino in fondo. Eccolo qui, Ian Lockhart mette una tripla anche lui. Grandissima partita, tutto attacco e viva lo spettacolo. Lockhart da 3 punti, 6 per lui. Quinta bomba consecutiva delle due squadre. Avegna, Bonaccorsi. Wesson riceve palla, vuole 1 contro 1, va al tiro, sbaglia Wesson ma conquista il rimbalzo. Serve Bonaccorsi, era liberissimo Reker. Infrazione di 24 secondi. Infrazione di 24 secondi. Perché il tiro di Wesson, se non sbaglio, infatti non aveva toccato il ferro, quindi è giustissima l'interpretazione degli arbitri. Più 1 Roseto, palla nelle mani di Teramo. Bennerman penetra, scarica per Carter, Carter va al tiro da 3, la mette ancora. Sorpasso Teramo con la tripla di Kit Carter. Per Carter ci sono fin qui 16 punti, incredibile, 6 azioni, 6 triple. Wesson, a segno Wesson, tiene fermo il piede perno, 61 pari. Per Wesson il punto numero 8. 4 su 6 da 2, anzi 4 su 7, fallo in attacco, fischiato a Grant se non sbaglio. Aspettiamo il replay se c'è. Io sinceramente non stavo guardando il campo in questo momento, rivediamo nel replay se ci sarà. È sembrato che non Non c'è replay, vedremo se alla prima occasione la regia ce lo manderà in onda. Wesson ancora libero, va a realizzare e riporta avanti l'Euro, 61 a 63, 4 punti in fila di Wesson che sale in doppia cifra, 10 per lui. Ora c'è fallo della difesa dell'Euro. Fallo di
di Reker, terzo fallo anche per Reker. Ci sono Reker e Boni con 3 falli, torna in panchina Bonaccorsi, rientra Fulz per l'Euro. Bravissimo Claudio Bonaccorsi nell'interregno in cui è stato chiamato a fare il protagonista. Ancora zona Euro. Fatto bene a mettere dentro Fulz, rischiavi di perderlo nel ritmo partita. È giusto che si dividano bene i minuti. Bennerman, Carter, a segno ancora Carter, 63 pari, 18 per Carter. Jefferson, Fulz, chiede palla Wesson, riceve, assist per Jefferson che sbaglia, poi si ostacola a rimbalzo con Avegna. Grant va al tiro, Grant appoggiandosi al vetro, riporta avanti Teramo, 65 a 63 per Grant 16. Timeout chiamato da Neven Spacchia. Ovviamente ora si gioca corri e tira, tantissimi canestri da 3, tantissimi canestri anche da 2. Direi, Lorenzo, tanti canestri facili, non piacciono agli allenatori. Sicuramente Spacchia vuole riguardare un attimino l'aspetto difensivo per bloccare questa emorragia che la sua difesa sta subendo. Intelligente la scelta di dare palla a Wesson, un po' perché lui è un buon giocatore in pivot basso, un po' perché Lockhart non può difendere con grandissima intensità, un po' perché Lockhart è stanco, un po' perché Lockhart è soggetto a farfalli. Da rimarcare ancora l'egoismo di Mario Boni, che onestamente non sta facendo una grande partita, ce ne eravamo accorti, a scapito della bellissima serata di Carter, che andrebbe assecondato in ogni azione offensiva. Keith sta giocando molto molto bene e Mario deve fare un passettino indietro e cedere qualche pallone giocabile al suo collega più ispirato. Tornano in campo le due formazioni, rimessa affidata all'Euro, che ha 2 punti di ritardo. Jefferson, Fulz in possesso di palla. 5-10 al termine del terzo quarto, più 2 Teramo che è in difesa. Fulz, pallone per Avegna, ancora da 3 Avegna, ancora la tripla del sorpasso. 6-5, 6-6, 2-2 per Donato Avegna, che 2 volte si lamenta per un fallo a suo modo di dire non fischiatogli dagli arbitri. Fallo di Weston ora su Grant, ben trovato da Carter. Il reparto geriatria di Roseto va fortissimo. Bonaccorsi Avegna, mamma mia. 70 e più anni in 2, eppure tanti minuti di sostanza e lucidità, e ti dirò che sul tiro di Avegna ci stava anche il fallo. Ancora zona Euro. Ancora zona Euro con Avegna centro praticamente. E da 3 punti questa volta trova la tripla Boni. 68 a 66. Tripla per Mario Boni, 15 per lui. È la prima tripla dopo 5 tentativi sbagliati. Weston 68 pari. Gran partita, grandissimo derby. 12 per Weston, 6 in questo quarto. Sempre la zona dell'Euro. Boni, la penetrazione, l'arresto, il tiro da 2, ancora a segno Boni. 70-68, 5 in fila per Boni, sale a quota 17. Più 2 Teramo, Fulz trova un varco, si arresta, va al tiro, lo sbaglia, poi il rimbalzo è di Carter. Bennerman, Avegna intercetta il passaggio, molle per Grant e Jefferson va a schiacciare. Parità nuovamente a quota 70, 18 per Jefferson. Dall'altra parte ancora a segno Bennerman si è fatto un po' gioco di Fulz, gli ha scodellato il pallone un po' sotto il naso per dire non ce n'è, non mi marchi, ma insomma fa parte anche delle pressioni psicologiche. Adesso prova a rispondergli Fulz. Subisce fallo Fulz. 13 per Bennerman, 72 a 70, 3 minuti e 19, vedete il tabellone,
solitamente nel campionato italiano questo è un punteggio finale, mancano da giocare 13 minuti e 19 secondi. Anche questo però, consentitecelo, è spettacolo. E Lunetta Fulz per 2 tiri liberi, a segno con il primo Fulz, 7-2-7-1. Torna in panchina Fulz, torna in campo Bonaccorsi, 7 punti per Fulz. È tornato in campo Claudio Bonaccorsi nell'Euro. Doremus Bennerman in possesso di palla, 3:15 al termine del terzo quarto, perfetta parità al Palasca, 72 pari. Boni perde la maniglia per un attimo, la recupera, serve Lockhart, riprende il pallone, va al tiro da 2, è corto, a rimbalzo, questa volta la spunta ancora Teramo. Poi Boni va in traffico a tirare di sinistro, sbaglia, per la fine il pallone è preda di Claudio Bonaccorsi. Avegna, Reker liberissimo, va al tiro da 3, tripla di Reker, time out questa volta di Gramenzi. Ma che partita è, ma che partita è. Senza dire il punteggio finale, queste immagini si potrebbero mandare nelle scuole del Regno, in tutte le scuole Italia, per dire che bello sport è la pallacanestro. Ti dico solo una cosa che potrà sembrare irriverente: con 10 anni in meno e con questa intelligenza Bonaccorsi giocherebbe in nazionale. Uno, Fulz sicuramente ha gambe migliori, però qualche scelta avventata l'ha fatto tornare in panchina. La panchina precedente di Bonaccorsi ha fatto riflettere un attimino Claudio, l'ha fatto riposare. Spacchia lo ha premiato di nuovo riportandolo in quintetto e il suo assist è stata una dimostrazione di grande lungimiranza, di grande intelligenza tattica. Rosetta non ci sta a perdere questo derby, così come non ci sta Teramo, e Jefferson e Bonaccorsi sono gli uomini in più di Rosetta. 72 Teramo Basket, 75 Euro Roseto, 2 minuti e 49 al termine del terzo quarto. È una partita di straordinaria bellezza e di straordinaria intensità, quella a cui stanno dando vita le due regine d'Abruzzo, due formazioni che onorano il basket abruzzese, entrambe salve. Il derby è qui, il derby è in Italia. Bennerman in possesso di palla. Ancora Bennerman, pallone per Grant. Bennerman, l'aiuto e il recupero di Avegna è tardivo. Grant va a realizzare da sotto, 74 a 75. 18 per Tyron Grant, che non si vede ma c'è. 18 per lui. Bonaccorsi, più 1 per la formazione che è in attacco. Ancora Bonaccorsi dopo aver scambiato con Avegna. Il taglio di Jefferson, Avegna ci prova ancora da 3, mamma mia, 3-3 per Donato Avegna, 9 punti per lui. E dall'altra parte Super Mario Boni da 3, 77 a 78 per Super Mario, 20 Weston, 77 a 80. Weston ancora va a realizzare da 2 e il 14esimo di Weston, 77 a 80. Bennerman dall'angolo a segno, 79 a 80. Non sbagliano mai, non sbagliano mai. Io fermerei il gioco al primo errore da una parte e dall'altra per suscitare un applauso spontaneo da parte dei 4.000 del Palasca. Bonaccorsi per Weston, l'anticipo di Lockhart, recupera palla Bennerman, fallo di Jefferson, terzo fallo anche per Jefferson. Esce Weston, torna Nolan dopo un'eternità. Bravissimo Weston in questo quarto. Nolan che ha 3 falli ovviamente. La stoppata di Jefferson è irregolare, del quarto fallo di Jefferson. Due falli consecutivi di Jefferson, dentro Ansel e fuori l'uomo volante del Mississippi che ha speso tantissimo e sicuramente Spacchia lo vuole con un po' di autonomia nel finale. Tanto di cappello per la partita di Donato Avegna,
nella partita in cui l'alternativa naturale dei lunghi di Roseto, Miralles, latita, Donato Avenia scopre una seconda giovinezza e piazza un 3 su 3 dall'arco virile. Davvero tanto di cappello per Donato. A segno con il primo Grant, 80 pari. Per Grant 19 e ora 20. 20 per Grant, sorpasso Teramo, 81-80. Bonaccorsi attende il blocco di Nolan, cerca di andare fino in fondo, va al tiro, sbaglia, tap-in di Nolan. 81-82, torna a segnare Nolan. 14 per lui, nuovamente più 1 euro. Boni cerca la penetrazione, fallo di Nolan, il quarto anche per Norman Nolan. Attenzione che Nolan ha già avuto un tecnico. Esce Nolan, entra Miralles. ...21 per Boni, 82 pari. ...22 per Boni, 83-82. Per Boni 10 punti in questo quarto. Bonaccorsi ha ricevuto da Avenia. 72 anni in due. Bonaccorsi penetra, scarica per Ansel, la penetrazione di Ansel, il tiro da centro area, segno Ansel, quarto punto per lui. 83-84. Credo sia il gregario ideale. Steven Ansel fa cose buone in pochissimo tempo. Bennerman sta per finire il terzo quarto, 6 secondi. Bennerman ci prova da 3, sbaglia. Al rimbalzo Miralles ha la meglio e resta col pallone in mano. Resta col pallone in mano Miralles, si va all'ultimo time out lungo con Roseto avanti di un punto, 84-83. I tabellini, Luca. Sì, per il Teramo 20 di Grant, 2 di Lulli, 18 di Carter, 15 di Bennerman, 6 di Lockhart, 22 di Mario Boni per Roseto, 14 di Wesson, 6 di Bonaccorsi, 12 di Reker, 9 di Avenia, 7 di Fultz, 18 di Jefferson, 14 di Nolan, 4 di Ansel. Credo che il parziale di questo quarto sia stato 34-33 per Teramo. È incredibile, 34-33, ma non puoi prendersela, credo io, Lorenzo, con le difese, perché la verità è che gli attacchi hanno fatto canestro con percentuali straordinarie. Sì, soprattutto nei primissimi minuti di questo terzo quarto entrambi gli attacchi hanno abusato di tiro da 3 punti e l'hanno fatto con medie elevatissime. Le notizie cattive per Roseto sono sicuramente i 4 falli a testa per Jefferson e Nolan. Nolan che non ha fatto nemmeno in tempo a rientrare in partita dopo tanti minuti di panchina, perché gli è stato subito ravvisato il quarto fallo. Per quanto concerne Teramo, Boni ha cominciato ad aggiustare se non le percentuali ma almeno la mira, e il suo contributo si sta facendo tangibile, anche se il tutto è accaduto a scapito di Carter. Bennerman non è un regista puro e di conseguenza 3 terminali così forti insieme fanno un po' fatica a coesistere. Roseto giocherà quest'ultimo quarto comincerà quest'ultimo quarto con Avenia e Miralles insieme, con Spacchia che potrà rigiocarsi quanto prima la carta West. Ultimo quarto dunque, con Roseto avanti di 1, Reker da 3, tripla di Lucas Reker. Tripla di Reker, 83-87. Per Reker 15 punti. Rimbalzo di Avenia, poi fallo di Lockhart. È la partita della sua vita. Donato potrebbe mangiare un bue vivo, perché anche adesso subito gomito a distanza di sicurezza da Lockhart, tutto il bagaglio di uno che fondamentalmente ci ha preso gusto, perché dopo una sfilza di Enea ha detto: qui si può giocare, si può ancora far bene. Non è più uscito da quando è entrato in campo Donato Avenia. Fultz, Reker da 8 metri, Reker, mamma mia, 83-90.
Reker 18, ancora un recupero da parte di Roseto, poi perde palla Fulz. Davvero. Poi la stoppata regolare di Miralles, Fulz apre per Reker. Reker si arresta, va al tiro da 3, corto, pallone che si impenna sul ferro. E si arrabbia Spacchia e ha ragione. Time out Gramenzi, grandissimo inizio di Roseto che però ha fatto un parziale di 6-0, poteva essere un parziale almeno di 10-0 questo. Poteva essere un parziale più largo, purtroppo ci sono state 2 indecisioni o perlomeno 2 errori fondamentali, un passaggio di Fulz un pochettino telefonato che la difesa di Teramo ha intercettato abbastanza facilmente, e poi una cosa che Spacchia non vorrebbe mai vedere, vale a dire un contropiede che termina con un tiro da 3 punti, soprattutto con una scarsa copertura al rimbalzo. Lì quel pallone poteva essere giocato diversamente. Ottima scelta quella di Franco Gramenzi, quella di chiamare time out e interrompere questo momento negativo dei Soi, che hanno, come dicevi tu, subito un parziale di 6-0 dall'83 a 84, 83 a 90, tutto firmato da un 1-2 di Lucas Reker dall'arco virile. Lucas Reker, che nell'inizio della gara aveva avuto qualche problema con il tiro da 3, aveva cercato fortuna in maniera alternativa, vale a dire mettendo palla a terra, cercando di imbarazzare il suo difensore. Tuttavia il suo pane è il tiro dalla lunghissima distanza. Adesso a 4 su 7 da 3 Reker, Bennerman, Lockhart, Carter cerca di battere Reker nell'1 contro 1, da dietro lo stoppa, poi cerca un tap-in al volo, poi c'è il fallo di Ansel se non sbaglio. Il fallo è stato commesso dal numero... Così è, fallo del numero 18 Steven Ansel. Pulita la stoppata di Reker su Carter, poi Carter ha tentato una sorta di tap-in al volo, poi aveva conquistato palla Miralles, giusto il fallo fischiato ai danni di Ansel. Ancora a zona, Fulz va a un gran recupero ora. E l'azione da 3 punti possibile di Ansel. Grande azione di Ansel, 83 a 92, Ansel avrà l'aggiuntivo. Quarto fallo per Lockhart che torna in panchina. Quarto fallo di Lockhart. Brutta rimessa di Teramo, Fulz è andato al recupero, poi la transizione di Roseto, ora è a più 10, 9-0 di parziale, Roseto è a più 10, 7 per Ansel. E diventa 11-0 se si conta anche l'ultimo canestro di Ansel del terzo quarto. Torna uomo ora l'Euro, l'ordine è arrivato dalla panchina di Spacchia. Mario Boni, il tiro da 2 a segno di Mario Boni che interrompe il parziale. 85 a 93, 24 per Boni. Fulz, Ansel, Fulz, Avegna, Fulz. Fallo in attacco, fischiato a Miralles, anzi ad Avegna forse. No, a Miralles, giusto? Albert è davvero fuori dalla partita. Credo che il minutaggio sempre discendente delle ultime gare non lo abbia aiutato a trovare una condizione migliore. Bennerman va a segno ora appoggiando al vetro. 87 a 93, reagisce Teramo con un parzialino di 4-0 ora che riporta a meno 6 la formazione di Gramenzi. Per Bennerman 17. Ansel, pallone per Miralles, stoppato in maniera irregolare Miralles. Il lunetta Albert Miralles, 7,48, 87, Teramo 93 euro. Giorgio Roseto che ha fatto il break con Jefferson, Nolan e Weston seduti. Un dato da annotare. Primo punto per Miralles.
2-2, 87-95, primi 2 punti per Miralles. Bennerman si arresta, va al tiro da 3, tripla di Doremus Bennerman, 90-95, 20 punti per Bennerman. Ora Bennerman e Boni tengono a galla il Teramo. Fulz, pallone per Avegna, Hansel finta il tiro, parte in palleggio, sfondamento di Hansel, fallo in attacco di Hansel, 90-95, torna Giovacchini, anzi torna, mette piede in campo per la prima volta Toni Giovacchini. Rispetto sempre le decisioni di un allenatore, ancora fallo di Hansel su Boni in uscita. Quarto fallo per Hansel. Esce Reker, non Hansel. Però Reker di fatto è di nuovo sul cubo dei cambi? No. Bennerman va al tiro da 3 ancora, lo sbaglia, rimbalzo di Miralles, pallone per Fulz. 6:59 al termine, più 5 per la formazione che è in attacco, che è l'Euro Roseto con Fulz in angolo per Giovacchini, ancora Fulz, Giovacchini chiede palla a Miralles, Fulz cerca di aprire la difesa, penetra, scarica per Hansel, da 3 Hansel gli sputa fuori il pallone, il ferro, poi Carter, sbaglia Carter, rimbalzo di Boni, quinto fallo di Hansel. Piove di tutto in campo, piove di tutto in campo. Hansel ha avuto una reazione spropositata, fallo tecnico ad Hansel. Sono regali assolutamente evitabili e assolutamente da evitare anche questo nervosismo che si è propagato anche in altri giocatori, Miralles e Avegna compresi. E non è edificante l'atteggiamento del pubblico che fa piovere sul parquet di tutto, assolutamente sbagliato. Andrà Boni in lunetta e continua ad arrivare di tutto contro la panchina di Roseto adesso. Boni in lunetta. Non c'è il rimbalzo perché c'è il tecnico è stato il sesto fallo. Lui secondo me se l'è giocato tutto d'esperienza, Marione, vuole infiammare l'arena, sa che questo è uno dei pochi modi per portarla a casa e adesso vuole fare di tutto per far imbestialire ovviamente i rosetani e portarla a casa. È il suo lavoro, anche questo. Boni va a segno. Boni 25, 26, partita riaperta. Tre su 3 per Boni, 27 punti per lui, 93 Teramo, 95 Roseto e palla in mano per la formazione biancorossa. Punto e a capo praticamente con Nolan dopo Jefferson che si prepara a tornare sul parquet. Ancora Boni al tiro da 3, un cross il suo, l'ultimo tocco è di Lulli, rimessa. Rimessa Euro ora con Avegna che esce e torna in campo Nolan. Adesso piove di tutto davvero sugli spalti, partita che si incattivisce nonostante in campo tutto sia filato liscio quasi. Fallo ora
fischiato alla difesa del Teramo, fallo del numero 4 Grant, terzo fallo per Tyron Grant. Intelligente portare in panchina Veni adesso nel momento di massimo nervosismo, perché Donato sarebbe stato deleterio. Reker da 3, corto, rimbalzo che Miralles riesce solo a toccare, lo recupera Grant, pallone per Lulli, ora per Bennerman, è una bolgia ora il Palasca, 5 minuti e 54, Boni, sfondo di Boni, terzo sfondo preso da Lucas Reker, terzo sfondamento preso da Reker, quarto fallo di Boni. Di nuovo spalla contro petto, Luca era quasi fermo, potrebbe starci una interpretazione abbastanza ampia di questa cosa, tuttavia 9 volte su 10 quando è spalla contro petto l'arbitro fissa il sfondamento. Quarto fallo di Boni, Puls, Reker per Nolan, Nolan subisce fallo da Lulli, 2 tiri liberi per Nolan, bisogna però stare calmi, ora tutti stanno perdendo la testa. Sì, e poi se Lulli marca Nolan vuole la palla. Ripeto, spero che dagli spalti capiscano che la cattiveria agonistica fra allenatori, giocatori e Similia è ammessa. Fuori bisognerebbe rimanere calmi, anche se purtroppo chi lo fa in campo dà involontariamente un cattivo esempio fuori. Nolan a segno con il primo, con molta fortuna. Due su 2 per Nolan, 16 per lui, 93-97. Bennerman, Lulli, rischia di perdere palla, poi la consegna a Carter, sbaglia da 3 Carter, rimbalzo di Miralles, apertura per Puls, 5-25. Poteva starci anche il fallo di Miralles che è andato a franare su Carter. Jefferson ci prova da 3, corto, al rimbalzo Jefferson, poi fallo di Boni, quinto fallo di Boni. È esploso Reker, perché quando ha visto quinto fallo di Mario gli è venuto spontaneo a Lucas tirare tutte e 2 le braccia in aria, perché Mario è un giocatore in grado, e l'hai visto sul più 10 Roseto, di brigare, fare meriti, esperienza, tutto dentro e cambiare la partita. Adesso esce uno dei protagonisti ed è una brutta perdita per il Teramo Basket. Miralles in lunetta, Boni in panchina, 27 punti per Boni. Sbaglia il primo Miralles. Uno su 2, 3 punti per Miralles, 93-98, più 5 euro a 5 minuti e 5 secondi. Sbaglia Benderman, fallo di Miralles. C'è ancora da giocare un'enormità e si stanno sfiorando i 100 punti, quindi una partita da far vedere a chi ama il basket. Benderman in lunetta, segno con il primo. 21 per Bennerman, 22, 95-98, più 3 per la formazione che è in attacco. Puls, palleggio, arresto, tiro dalla e poi fallo di Grant, quarto fallo di Grant, quarto fallo di Tyron Grant. Se non altro c'è da dire che Miralles, che ha cominciato male questa gara, sta diventando un fattore a rimbalzo offensivo. Il quinto fallo di Boni e questo fallo di Grant sono stati provocati dalla presenza di Albert. 2 tiri liberi per Miralles, a segno con il primo, 95-99, quarto punto per Miralles, tutti dalla lunetta. (95-100), 5 punti Miralles, 5 su 6 dalla lunetta, 4,54 al termine della gara, già 95-100 il punteggio. Lucci in campo per il Teramo, Carter, Lucci ha preso il posto di Boni, la buona difesa di Miralles e Nolan, recupera la palla Miralles, pallone per Puls,
4 minuti e mezzo al termine della gara, più 5 palla in mano per l'Euro. Jefferson va al tiro da 2, 95-102, e da 2 il tiro di Jefferson. Aveva il piede sulla linea dei 3 punti di Wayne Jefferson, 2 punti per lui. Per Jefferson 20 punti con grandi percentuali, anche se condizionato da falli. Ancora uno strappo di Roseto che ha più 7, ma questa è una partita che ha dimostrato che non morirà mai. No, si deciderà fino alla fine. Però c'è da dire una cosa: nell'ultimo quarto per Teramo hanno segnato, eccezione fatto, Boni e Bannerman, e basta. Di conseguenza Teramo non ha avuto più nulla dai suoi lunghi, e sappiamo quanto è stato importante l'impatto di Tyrone Grant nel corso dei primi 3 quarti. Con Locker seduto e Grant latitante per stanchezza o per buon lavoro della difesa rosetana, o forse per tutte e due le cose, Teramo ha avuto grandi difficoltà a trovare punti. Comunque a Gramenzi rimane la carta Carter, scusate il gioco di parole, che è un giocatore in grado di accendersi in pochissimi minuti. Sta facendo un egregio lavoro a rimbalzo Miralles dopo tanti minuti invece di una partita abbastanza nonna. Grazie Lorenzo, il gioco riprende con la rimessa effettuata da Carter per Lulli. Poi Lulli deve portare avanti palla sulla pressione di Fultz, a tutto campo su Bannerman. Carter in possesso di palla. Cerca la penetrazione, quasi pasticcia, poi riesce a servire Lulli. Da questi a Bannerman. Bannerman va al tiro da 3 sull'opposizione di Fultz, sbaglia, rimbalzo di Lulli, stoppata di Nolan. E pallone conquistato da Jefferson. Fultz, ultimi 3 minuti e 50 di partita. Nolan, va a segno Nolan, 95-104, torna più 9 ora con il 18esimo di Nolan Roseto, parziale di 6-0. Bannerman, fallo in attacco, no, fallo in difesa. Per un attimo sembrava la segnalazione, quinto fallo di Nolan. Si sono un po' strattonati, poteva starci anche il fallo in attacco di sembrava per un attimo che stesse facendo il gesto l'arbitro. Sì, sembrava per un attimo, ma anche perché il contatto è stato un pochettino forte da parte di entrambi. Fuori Nolan, torna in campo Weston, che in teoria dovrebbe essere sveglio e riposato. 2 su 2 però per Tyrone, e Teramo -7. 97-104 per Grant, 22esimo punto. Reker, Fultz, Miralles, Fultz, Reker, pallone per Miralles, da sotto Miralles a segno. 97-106, buonissima circolazione di palla ora per l'Euro in questa azione. 7 per Miralles, primi punti dal campo per lui. Più 9, 3 minuti e 7 al termine. Lucci da 3, tripla. 100-106 la tripla di Lucci, è un tiratore da 3. Lucci lo ha dimostrato nelle poche occasioni in cui è stato chiamato in causa quest'anno dal Teramo. 2 minuti e 49, un gran tiratore, uno specialista. Jefferson va al tiro da 3, Jefferson lo sbaglia, rimbalzo di Lockhart, tiro assolutamente fuori dagli schemi, questo non era quello che voleva Spacchia. Bannerman, Carter cerca la penetrazione, Carter, poi c'è il fallo di Miralles. Quinto fallo anche per Miralles, credo debba tornare in campo Avenia. Quinto fallo per Miralles. Deve uscire Miralles. Miralles voleva che i suoi falli fossero 4. Avrà 2 tiri liberi Carter, quinto fallo Miralles. Giorgio, un applauso lo merita sicuramente Lucci, che ha avuto la freddezza di mettere una tripla
importantissima. Lucci, che è stato molto produttivo anche nella vittoria di Teramo contro Treviso, anzi fu proprio lui con 2 triple importantissime a dare uno dei colpi di grazia alla squadra di Ettore Messina. Di conseguenza Gramenzia ha un'alternativa più che buona in panchina. 20 per Carter, 102-106, parziale di 5-0 ora per Teramo. Puls rischia di perdere palla, la riconquista. Reker, 9 secondi per andare al tiro. Reker va in penetrazione, prende il tiro, lo sbaglia, rimbalzo di Weston, a segno Weston. Gran canestro di Weston, credo che il miglior rimbalzista del campionato abbia preso il rimbalzo più importante di questa partita fin qui. Dopo una porcheria di Reker, che era un tiro davvero mal consigliato e mal eseguito. Da 3 punti va a segno Doremus Benderman da casa sua, 105-108, tripla per Benderman, 25 per lui. Che partita, che partita. 1:40 al termine, cade Jefferson, palla a 2, possesso Teramo se non sbaglio. Possesso Teramo. Possesso Teramo. Il replay ha dimostrato che era anche impressione di passi di Jefferson, che è volato a terra con entrambi i piedi alzati. Grant va a realizzare, Teramo è a -1 a 1 minuto e mezzo dal termine. 107-108, 24 per Grant. A segno Puls, 107-110. Che partita, che partita. 9 per Puls, Lucci, Lockhart, fallo di Wesson, 2 tiri liberi per Lockhart, quarto fallo anche per Wesson. Ci metto uno, sono contento. Sbaglia il primo Lockhart, 6 punti fin qui per lui. 1 su 2, 108-110, 7 per Lockhart. Comincia l'ultimo minuto fra 4 secondi. Ecco l'ultimo minuto del derby. 108 Teramo, 110 Roseto. Jefferson pasticcia, passi di Jefferson. Incredibile pasticcio di Dwayne Jefferson. Palla recuperata da Teramo. Time out chiamato da Roseto. A 55 secondi dal termine, questo derby non ha ancora un padrone. Lorenzo. Sembra quasi che Roseto abbia paura di vincere questa gara. Roseto, che non ha ucciso la gara quando poteva, ha gigioneggiato un pochettino troppo e adesso sta subendo il ritorno di fiamma di Teramo, che sta capendo che può far sua la gara. Onestamente credo che se Roseto perdesse sarebbe ingiusto, perché l'avrebbe buttata un po' via. Però bisogna dare merito a Teramo, che nonostante è riuscita per falli di Boni, è riuscita a raccogliere le forze altrove, innescando Carter, Lucci e soprattutto Bennerman, che ha ricucito lo strappo quasi da solo con delle percentuali dall'arco virile ottime. E mi chiedo perché Spacchia non ha insistito un pochettino di più con Giovacchini, che poteva marcare Bennerman meglio. Squadra in campo per 55 secondi di partita intensissimi, 55 secondi al termine di questa gara. Teramo Basket 108, Euro Roseto 110, punteggio che sottolinea, se mai ce ne fosse bisogno, che è stata una gara spettacolare, intensa, emozionante, coinvolgente e quant'altro. Grant, su Grant c'è Avegna, vuole l'1 contro 1 Grant, Avegna scarica per Lockhart, Carter, 10 secondi per andare al tiro, su Carter c'è il cambio difensivo, ora c'è Weston, va al tiro da 3, Carter, corto, rimbalzo offensivo di Lockhart, parità, 110 pari, Lockhart 9, Weston, Avegna, Puls, fallo di Lockhart ed è il quinto fallo di Lockhart, quinto anche per Lockhart.
21 secondi al termine, quarto fallo di Lockhart. Sì, quarto fallo di Lockhart. Guardavo il tabellone del Roseto dove c'era con il 18 Ansel che ha 5 falli, quindi vi chiedo scusa di questa inesattezza. Quarto di Lockhart, in lunetta Wesson. A segno con il primo Wesson, 17 per lui. Due su 2, 18. Wesson, 21 secondi. Bannerman non va per il fallo. Roseto, Bannerman si prova da 3, da lontanissimo, sbaglia. Poi la stoppata di Wesson su Lockhart, fallosa secondo gli arbitri. 4 secondi al termine, 2 tiri liberi per Lockhart. Quinto fallo anche per Wesson. Quinto fallo per Wesson. Quinto fallo per Wesson. In campo Bonaccorsi. Praticamente Reker gioca da 4. Sbaglia il primo Lockhart, ora deve sbagliare il secondo. Però Roseto non allunghi in campo, Roseto attenzione perché non allunghi in campo. Sbaglia il secondo, infrazione dell'area di lunetta. Bonaccorsi esulta. A 4 secondi dalla fine Roseto ha il match point. A 4 secondi dalla fine Roseto ha il match point. Fallo su Reker di Carter, 2 secondi e mezzo dal termine. Reker in lunetta per 2 tiri liberi. Reker mette il primo. (20 per Reker). Finisce qui la gara, 110-114. Carter va al tiro da 3, lo mette ed è buono. 113-114 con la tripla di Carter. Termina qui la gara, la vince l'Euro Roseto per 114-113. E le immagini di esultanza sono ora della curva rosetana e dei giocatori del Roseto in campo. Io direi riepilogo dei tabellini, l'esultanza di Wesson che balla, di Martinelli, di tutti gli altri giocatori, i tabellini con Luca Maggitti. Sì, allora per Grant sono 24, per Lucci 3, per Lulli 2, per Carter sono 23, per Bannerman sono 25, per Lockhart sono 9, per Mario Boni sono 27. Nel Roseto 18 punti di Wesson, 6 di Bonaccorsi, 20 punti di Reker, 9 di Avenia, 9 di Fulz, 7 di Miralles, 20 di Nolan, 20 di Jefferson, 18 di Nolan, 7 di Hansen. Bene, tutto per quanto riguarda questa partita. Da Giorgio Pomponi, Luca Maggitti, Lorenzo Settepanella, all'intero Abruzzo, un cordiale saluto. Ci rivediamo un altro anno con le telecronache del basket. Nolan a petto nudo porta in trionfo i tifosi rosetani. Ha vinto Roseto 114-113. Termina qui il campionato di basket 2003-2004. A tutti un cordialissimo saluto.